La guerra di Putin in Ucraina, le incertezze ma anche gli slanci di solidarietà della Germania di Scholz. Il viaggio dei volontari della Protezione Civile Umbra a portare aiuti agli sfollati di Leopoli. Nel governo dell'Albania ci sono ben 12 donne, una sfida al patriarcato ancora dominante nel paese. Krisna Jama in Slovenia, una grotta, una meraviglia della natura che nasconde ben 21 laghi sotterranei. La band Snod Shizdub rappresenterà la Moldavia all'Eurovision. Il loro folk rock ha già innescato polemiche. L'aggressione russa all'Ucraina sta cambiando la politica di ogni paese europeo. Questo è palese soprattutto in Germania, dove il governo del nuovo cancelliere Scholz sta cambiando strategie e riflessi politici sedimentati dalla storia. Per la Germania la decisione di avviare un programma di riarmo è stata traumatica. La memoria del militarismo nella Prima Guerra Mondiale e del nazismo poi è ben presente nella coscienza nazionale dei tedeschi. Josip Juratovic da più di 20 anni è deputato del Bundestag, il Parlamento federale. Figlio di immigrati croati, è stato un leader della IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici. Da decenni si occupa dell'Europa orientale. Con onestà racconta in un croato con un'inflessione tedesca come l'aggressione di Putin all'Ucraina abbia colto impreparata la politica tedesca. In realtà la guerra di Putin ci ha sorpreso. Non credevamo possibile un attacco all'Ucraina. Abbiamo dovuto prendere atto che le guerre del XX secolo possono ripetersi anche nel nuovo millennio. La Germania ha reagito. Per anni la nostra nazione non si è occupata delle proprie forze armate. Ora abbiamo deciso di potenziare la nostra capacità di difesa, che comunque deve essere integrata nella NATO e nei progetti europei. La Germania come sta aiutando l'Ucraina? Prima di tutto noi siamo solidali con l'Ucraina. Già prima della guerra la Germania aiutava l'Ucraina a costruire istituzioni democratiche. Abbiamo investito molto anche nell'economia ucraina, anche adesso continuiamo a fornire aiuto finanziario. Per quello che riguarda le armi eravamo prudenti. In questo campo noi tedeschi siamo insicuri a causa della nostra storia. Sia la Russia che l'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale hanno subito l'aggressione nazista. Sulla questione del riarmo, la Germania discute sempre con molto imbarazzo. È però un fatto che siamo totalmente a fianco dell'Unione Europea nella decisione che bisogna fornire all'Ucraina i mezzi per difendere la propria integrità e sovranità nazionale. Più di 4 milioni di ucraini sono stati costretti ad abbandonare la propria patria, moltissimi sono arrivati ed arriveranno in Germania. Già nel 2015 la Germania ha dimostrato una grande solidarietà quando ha ospitato circa 1 milione di persone che scappavano dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Pakistan. Anche in questi giorni la rete di solidarietà organizzata dai cittadini funziona. Siamo coscienti che queste persone molto probabilmente dovranno rimanere qui, da noi, e per questo abbiamo già avviato dei programmi di integrazione. Il primo passo è l'insegnamento del tedesco. Poi dobbiamo capire che mestiere sanno fare. Il lavoro garantirà a queste persone stabilità e dignità professionale. Sono figlio di immigrati, di gastarbeiter e so per esperienza personale che è il lavoro a garantire l'integrazione. La Germania non ha paura di scontri sociali, di una guerra tra poveri, tra immigrati e lavoratori tedeschi? No, la nostra paura non sono le persone. Abbiamo invece paura delle sanzioni e su questo la Germania pagherà ed è pronta a pagare un prezzo. E abbiamo paura anche di una crisi del gas. Non staremo al freddo, però le nostre industrie, soprattutto la chimica, potrebbero subire pesanti conseguenze. Berlino sta aspettando la fine del ciclo elettorale francese per avviare, nel quadro dell'Unione Europea, una possibile mediazione per garantire un primo cessate il fuoco.
Albe, tramonti, notti, chilometri e ancora chilometri, dal cuore verde fino al cuore ferito d'Europa. Spazio e tempo si perdono nel viaggio dei volontari della Rosa dell'Umbria all'interno della storia. 4.000 chilometri in 4 giorni per portare la solidarietà umbra ai confini con la guerra. Destinazione Euk, 60.000 abitanti nelle lande desolate della Polonia settentrionale. Dopo un viaggio di quasi 2 giorni raggiungiamo la struttura della Caritas gestita da Don Dario. Qui ci sono 50 bambini e donne ucraine, alcune sono incinte, nelle altre strutture che abbiamo in città ci sono altri 150 profughi. I bambini qui giocano insieme, nei loro occhi non c'è traccia degli orrori della guerra. A piangere per mariti e compagni rimasti a combattere sono le mamme. Sono di Rivne, lì hanno bombardato l'aeroporto. Mio marito è ancora là a combattere come soldato territoriale. Kyiv. Are you here with your mother? Mother and sister. Qui ad Euk arrivano convogli umanitari da tutta Europa. Gli aiuti vengono stoccati in questo magazzino dove restano solo poche ore in attesa che i camionisti ucraini vengano a prenderli per portarli nelle città assediate. Persino Don Dario, uomo di chiesa, di fronte al massacro di un popolo, depone per un istante gli abiti del sacerdote. Quando gli chiediamo se è giusto che gli ucraini combattano per la loro libertà, reagisce così. Dopo una notte di riposo, l'unica in 4 giorni, i volontari lasciano Euk di prima mattina, direzione Varsavia, dove ad attenderli c'è l'ambasciatore italiano. Sulla strada per la capitale incontriamo intere colonne di camion militari che trasportano missili e carri armati. La guerra è davvero vicina. A pochi metri dall'ambasciata c'è la stazione centrale di Varsavia, dove sono arrivate decine di migliaia di profughi scappati in treno. Per molti questo è solo un passaggio verso altre destinazioni, altri sono qui da settimane senza un posto dove andare. Siamo venute qui una settimana fa e la gente ci ha dato casa e cibo. A Kiev, vicino alla mia abitazione, sono cadute molte bombe e hanno distrutto un palazzo di 5 piani. I miei genitori, i nonni non hanno voluto lasciare casa e aspetteranno lì la fine della guerra. Fuori sono stati allestiti grandi tendoni dove a chi arriva vengono effettuati controlli sanitari. Queste lunghe file sono per prendere cibo, acqua, sapone, medicinali e altri generi di conforto. All'interno della stazione la situazione è surreale. Nell'indifferenza di molti passanti, intere famiglie sono accampate con poche cose che sono riuscite a prendere prima di scappare. Il lavoro dei volontari è immenso, ma non basta. In gioco, su questo confine tra inferno e purgatorio, c'è il futuro dell'Europa. La foto istituzionale è il primo biglietto da visita. Con 12 donne e 4 uomini, il terzo mandato del premier albanese Edi Rama conquista un piccolo primato internazionale. È l'unico governo al mondo a maggioranza femminile, con il 70% di ministre e un Parlamento che conta 50 deputate elette, il 35% del totale. Una fotografia che però non corrisponde del tutto al paese reale, dove persiste una mentalità patriarcale e clanistica, soprattutto nelle aree interne e dove non di rado le famiglie tradizionali impediscono alle bambine di accedere ai livelli superiori di istruzione. Per il Partito Socialista Albanese questo governo è l'esito di scelte politiche maturate nell'arco di 10 anni, spiega Milena Cumbaro, di formazione accademica, oggi ministra del Turismo e dell'Ambiente, dopo 2 esperienze precedenti a capo del Ministero della Cultura. Siamo in una continuità che non è che succede soltanto nel governo, in ogni piccolo villaggio. Noi non abbiamo un presidente della piccola organizzazione del partito, ci sono 2, un uomo e una donna, o 2 donne, ma mai un uomo solo e poi neanche per sogno 2 uomini, certo. Per dirle che siamo in una logica che ha cominciato da più di 10 anni,
nel partito, e poi quando siamo arrivati al potere, che abbiamo vinto le elezioni, l'abbiamo steso la stessa logica anche dentro istituzioni, nei ministeri e così via. Un'avanguardia di donne dall'impeccabile curriculum e successiva formazione sul campo, come Delinda Ibrahimi, 38 anni e un percorso di studi all'Università Bocconi di Milano, oggi a capo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo aver diretto l'Istituto di Statistiche e l'Agenzia delle Entrate. Come Ministero delle Finanze e dell'Economia, noi siamo uno dei pochi paesi che facciamo parte di un progetto del gender budgeting. Quindi che vuol dire che noi monitoriamo quanto il budget va speso per le donne, e da quest'anno cominceremo a fare degli esercizi per allocare il budget sotto questo punto di vista. Non una manovra di facciata, insomma, ma una politica finalizzata a formare una classe dirigente preparata. Quello che fa la differenza, spiega Milva Economi, ministra della funzione pubblica, è soprattutto il metodo. E qua siamo molto fissati, perché per noi tutti gli obblighi devono essere fatti durante un tempo determinato, con dei obiettivi realizzati e indicatori di performance realizzati. Non è legato con il genere per niente, è legato con il modo di affrontare il dovere di realizzare l'obiettivo. Nel perimetro istituzionale noi siamo molto bene, ma quando vai nella società non è poi questa la situazione. Noi stiamo lottando davvero contro la violenza sulle donne, una battaglia che si deve vincere, ma non si fa da sola, si fa anche con attori della società civile. Nonostante il varo di alcune leggi specifiche a partire dal 2006, la violenza sulle donne, anche in Albania come altrove, è un'emergenza nazionale. Lo racconta la studentessa Gresa Asa, attivista femminista. Women in Albania are being paid, the majority of the women in Albania. Come può una donna che guadagna meno di 300 euro al mese essere capace di uscire da situazioni di violenza? I redditi sono molto bassi e la situazione è particolarmente grave nell'entroterra. Il governo non fa niente per migliorare la condizione femminile nel paese. Al contrario, ricordiamo i messaggi misogini di Edi Rama, il linguaggio violento e alcuni episodi di bullismo nel Parlamento. La presenza di tante ministre non significa assolutamente nulla per noi. Questo governo non può essere chiamato femminista. In the case when they are mothers. Intorno solo il verde smeraldo dei laghi sotterranei e il rumore dell'acqua che scorre. Le grotte di Krishna Jama, in Slovenia, a un'ora di distanza da Trieste, sorprendono i visitatori per i 22 laghi che si susseguono nel corso dei 9 chilometri di lunghezza totale delle gallerie. Questa è l'unica grotta turistica in Slovenia che è completamente naturale. Non ha cemento sul pavimento e non c'è illuminazione interna. Questo è il motivo per cui prima di entrare i visitatori ricevono stivali di gomma per non scivolare e per non danneggiare la grotta. Non molte persone possono visitarla perché non è fatta per il turismo di massa. Diversi sono i percorsi di esplorazione possibili. La visita turistica si tiene tutti i giorni dell'anno, dura un'ora e mezzo. Si avanza nei primi 600 metri della grotta a piedi prima e poi per 10 minuti in barca sul primo lago. Entriamo nella grotta. La luce del giorno riesce a penetrare solo per un centinaio di metri dall'ingresso, dopodiché sono solo le torce fornite ai partecipanti prima della partenza a illuminare l'oscurità e a svelare particolari come le stalattiti o l'acqua del ruscello che scorre al lato del percorso. La volta è ampia, si avanza a volte nel fango, l'aria attorno è umida, la temperatura è di 8 gradi. Dopo la camminata, l'emozione di navigare su un piccolo gommone sull'acqua verde e cristallina allo stesso tempo incanta in particolare i bambini. All'uscita i volti sono sorridenti.
È stato veramente interessante, sorprendente. Anche le bambine si sono divertite. Arriviamo qui dall'Ungheria. Volevamo mostrare a mia nipote il mondo sotterraneo per scoprire le bellezze della Slovenia e sono sicura che è stato molto bello. M'ha colpito quanto è limpida l'acqua nella grotta. Krishna Jama è la quarta grotta al mondo per ricchezza della sua speleofauna. Le gallerie ospitano 70 specie animali, dai pipistrelli che passano qui l'inverno a decine di minuscoli crostacei e molluschi. Ma le grotte sono famose anche perché qui sono stati trovati i resti di alcuni orsi preistorici. Sono arrivati qui tra i 50 e i 20.000 anni fa. Usavano le grotte per sopravvivere ai lunghi inverni, perché erano vegetariani e non avevano cibo durante questa stagione. Molti non sopravvivevano e morivano. Per questo qui sono stati ritrovati centinaia di scheletri che i visitatori possono ancora vedere. Le grotte lasciano spazio anche a un tipo di speleoturismo per i più avventurosi. Con una visita guidata di 4 ore possono arrivare fino al lago Calvario, attraversando prima altri 13 specchi d'acqua. Per non danneggiare l'ecosistema della grotta, solo 1000 persone all'anno possono affrontare questa esplorazione. Un tour ancora più lungo porta infine ad attraversare oltre 20 laghi, fino ad arrivare alla montagna di cristallo, una visita riservata a un massimo di 100 persone all'anno. Dalla Moldavia all'Italia, da Chișinău a Torino, la band candidata a rappresentare il paese all'Eurovision Song Contest è un condensato della tradizione moldava e della musica rock, quasi un ritratto di questa piccola nazione con lo sguardo al futuro, ma con un passato ingombrante. Roots of Romanian, Moldavian folk music. Le radici della musica folk moldava e rumena sono mescolate in questa canzone alla musica rock. Il nostro ritornello è molto orecchiabile. Rock and folk. We have one hook. Hey ho, let's go. Folklore and rock and roll. Hey ho, let's go. Folklore and rock and roll. Pleacă trenul, unde e? Chișinău, București. Di questo parla la canzone Il treno degli Zdobsi Zdub Big Band, qui in Moldavia, un treno che corre su e giù tra Chișinău e la capitale romena Bucarest, parole in cui molti hanno letto un richiamo all'antico desiderio moldavo di una riunificazione con la Romania. Zdobsi Zdub hanno già performato 2 volte all'Eurovision, il cui regolamento però vieta qualunque riferimento politico nelle canzoni. No, I don't think, Non penso si possa dare un significato politico al nostro testo. Questa è una canzone che parla della vita degli artisti, dei musicisti sempre in giro, su aerei, macchine, treni, sempre in tour. Zdobsi Zdub suonano canzoni in rumeno e in russo, lingua ampiamente parlata in Moldavia, così come in inglese. Il grande successo, una decina d'anni fa, proprio con una cover di un classico del rock indipendente sovietico degli anni '80, di quell'icona che fu Viktor Tsoi. Un esempio di come le lingue e le culture possano convivere senza generare conflitto, esempio prezioso in questi tempi in cui la propaganda sulle supposte differenze etniche soffia sul fuoco della guerra in Ucraina. Our language is music. La nostra lingua è la musica. Per i musicisti rock la musica è la lingua universale. Universal language, music. Per l'Eurovision la band ha unito le forze con il gruppo dei fratelli Advahov, un'autorità nel panorama folk moldavo. Noi suoniamo la musica tradizionale del nostro paese, la musica folk è molto forte qui, per questo siamo entusiasti di rappresentare la Moldavia all'Eurovision. Sembriamo calmi, ma in realtà quando suoniamo il nostro mix di folk e musica rock è molto energico. La musica folk moldava non è per niente calma. E la prova ce la danno pochi minuti dopo.